Pranzo speciale oggi per gli studenti universitari di Palermo alla mensa Santi Romano di Viale delle Scienze. L'Ersu di Palermo, il Parco delle Madonie e l'associazione Agorà, di concerto con il servizio del COT Ristorazione, trasformano infatti per un giorno la più frequentata mensa universitaria in un ristorante tipico delle Madonie, proponendo un menù con tutti i principali prodotti della buona cucina madonita. Oggi infatti con il tesserino mensa si potranno gustare prodotti di straordinaria qualità come le carni e i funghi, il fagiolo a badda e la provola delle Madonia, entrambi presidi slow food. La manifestazione intitolata A tavola con le Madonie darà la possibilità agli studenti, abituati solitamente a consumare pasti veloci, di gustare prodotti genuini come il pane morbido e profumato, l'olio d'oliva dal sapore intenso e aromatico, le carni delle Madonie e infine spazio anche per il buon vino rosso. Presenti inoltre alla mensa stand espositivi dell'ente Parco delle Madonie e dei produttori madoniti con la degustazione di prodotti tipici locali. In collaborazione con la mensa universitaria e con l'Ersu portare i prodotti tipici delle Madonie nella mensa universitaria, in modo da dare la possibilità a tutti i ragazzi, a tutti i giovani che frequentano abitualmente la mensa di provare diciamo, prodotti intanto delle Madonie, quindi prodotti di alta qualità, prodotti biologici eccetera, e poi con la possibilità di inserire qualche produttore all'interno della mensa universitaria, in modo che i ragazzi, se c'è gradimento, possano continuare a gustare i nostri prodotti.